Buonasera a tutti, mi chiamo Vincenzo, sono un pilone della Torre, faccio il cuoco in azienda sanitaria a Trento, faccio il cuoco anche nei terzi tempi della Old. Io con un altro ragazzo che è pure lui cuoco, ma ci dividiamo un po' il da fare. Allora, ho iniziato con la Old, non ho mai giocato a rugby, ho iniziato quasi 2 anni fa. L'ho conosciuta tramite il mini rugby. Mini rugby, mio figlio gioca qui con l'Under 8 e conoscendo i genitori, i dirigenti che giocano quasi tutti nella Old, mi hanno un po' spronato, vieni a giocare e lì ho provato, ho conosciuto questo nuovo sport, mi è sempre un po' appassionato, però non avevo nessuna guida, non ho avuto mai nessuna guida. Qui ho trovato delle persone che mi hanno spinto a giocare, ho conosciuto questo bellissimo sport e anche una grande famiglia, perché oltre ad essere uno sport è anche unione e tutto. Innanzitutto mi sono spinto io, mi sono proposto io, perché comunque nessuno qua obbliga niente. Poi ci sono anche altre persone che sanno cucinare, perché non è che cucino sempre io comunque. Però sempre chiedono il mio parere, è normale, è un ruolo professionale, lo chiedono come sta pasta di qua, di là, perché è giusto che cucinano anche gli altri, perché è questo il gruppo. Oggi faccio io la pasta perché hanno anche voglia di fare un piatto e condividerlo con gli altri, magari un suo piatto preferito lo fanno ed è una cosa bellissima, quindi non è che cucino ogni giorno io, però la mia figura me la fanno rendere importante perché mi chiedono e quindi io do consigli, do una mano, a volte mi si trovano i mini rugby, nei raggruppamenti, se non sono in campo con i bambini che sono accompagnatore magari do una mano in cucina, perché bisogna dire che questa è una grande famiglia e nella famiglia bisogna aiutarsi. La partita l'ho vista l'anno scorso e siamo andati un bel gruppo più che altro del mini rugby, quindi però comunque tanti anche old perché i genitori. Eravamo un bel gruppo, eravamo alla Curva Nord, Italia-Scozia, abbiamo vinto, è una cosa bellissima perché gli scozzesi ci hanno fatto tutti i complimenti, eravamo mischiati, quindi c'era l'emozione quando la meta italiana noi saltavamo, quando c'era loro, anche loro, e poi fuori abbiamo fatto un po' di terzo tempo insieme agli scozzesi, dico un ambiente bellissimo.